caricabatterie ce l'hai tu? Sì. Vabbè, carichiamo dopo, non posso. Non mi intallio. Però vai un attimo ad aprire, per favore, puoi caricare a mano più adesso. Secondo me è Natale. Ciao ciao! Ciao Natale! Ciao Stefania, come stai? Come stai tu? Bene. Senti, stavo piando la spesa perché mi sono un po' incasinata. Cioè, almeno mi hanno dato la lista, però non... Mi hai fatto trovare tutto? Spero, incrocio le dita perché tu sei un po' complicato. Dai un'occhiata, vedi tu. Vedi tu, vedi tu. Magari nella musica sì, ma... No, ringrazia Sono Nadine. un buon gustaio, si vede, però non esagerato. Mi hai detto che vi hai riso. Cominciamo E male. non ti vedo convinto. Cominciamo male, Perché? Perché Di solito tu come lo fai? il riso ribbe non va bene, per un buon risotto ci vuole il carnarolio, ma massimo un arborio. Vabbè, varrà per la prossima vabbè, volta. comunque il riso non fa c'è, niente, poi c'è il Poi cosa abbiamo portato? formaggio, Vediamo un po'. la grana, Parmigiano, ci siamo? lo zafferano. Il zafferano, sì. Poi ti ho fatto preparare una vaschetta di salsicce Salsicce. che mi hai detto che ti servivano. Ah, già fuori dal budello. Sì, Bene, così bene, facciamo prima bene. il dado Il dado. e poi vabbè burro. Veramente si farebbe in maniera classica, andrebbe fatto il brodo con le ossa. Ah, come beh. si usava. Credo che vecchio televisivamente ci impiegavamo una vita, quindi... Però il dado va benissimo. Vabbè, comunque qui c'è il burro, il prezzemolo, senza che lo tiriamo fuori. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto, dobbiamo soltanto cominciare e per farlo c'è bisogno dei grembiulini e del ricordo cappello. Ma quando ti va di... faceva mia madre. Oggi giochiamo a fare gli chef, quindi dovresti indossare anche il cappello. Non è un bene. E so che tu hai sta fissa per non rovinare l'acconciatura. No, non c'è poco da rovinare, sono rimasto giusto 4 capiti. Vabbè, vado? Vai, Sai vuole che- il rullo sai di che tamburi? La giusti dietro cortesemente. Certo Sto che bene? sì. Alzalo un po' però. Ok. Allora, ecco qua. Stefano, non ci vedi più. E dovresti alzartelo tu. Sei tu che devi aggiustartelo. Tutto a posto, ok, bella. Come sto? Ah, bene. Molto bene. Se tu lo alzassi, Su. ecco, bravo. Va bene? Tu indossa Lo anche dovresti il... stringere un po'. Lo Tu faccio sei tutta subito. sta gamba esagerata come- Ah, no? No, lo devi stringere. Lo devo stringere, quindi va bene così? Speriamo che non la vedo dei miei figli stavolta. Va bene? No, speriamo di sì. Senti, va bene così? No, sai perché? Perché allora mi sfottano almeno per tutto l'anno prossimo. E allora richiedi Devo sfottuto mettere già. anche questo? Anche sì, altrimenti poi ci Vabbè. sporchiamo. Mi aiuti perché io non l'ho mai messo un grembiule. Lo faccio io. Ok, grazie. Ok. Ah, bella. Come sto? Molto bene, guarda, secondo me potresti pure accantare così. Come stai potresti pure accantare. Ci pensi? Senti, ma perché invitato non hai mai indossato i Come? grembiulini? Non capito. Non ti è mai successo di indossare i grembiulini? No, mi è capitato a casa di cucinare, ma mai non ho messo mai il grembiule. Allora, oggi ti ci metti ai fornelli e siccome so che non è la prima volta, partiamo. Mi viene da ridere perché magari ci fosse uno specchio, sono curioso di vedermi così. Guarda, ti fidi di me che vedo? No, dai, che tutto sommato stai bene così. Non ti sentirei a tuo agio, però. Va bene. Stai bene, dai. Lo so, Ci tu- mettiamo un pochettino all'opera. Tu sei sempre troppo buona nei miei riguardi. No, quando si parla di look non lo sono mai, quindi una volta tanto che ti ho detto stai bene. Senti, allora ci mettiamo Una serie all'opera. di camicie che te piacciono Mi tanto. fanno impazzire Una le in camicie. particolare l'ho conservata. Vabbè. Senti, allora, cominciamo. Allora, cominciamo. Da dove vogliamo partire? Mi serve il burro. Ti serve il burro, basta parlare. Sì, va bene. Allora, a mano raccontiamo un attimino che cosa stai facendo. Innanzitutto la ricetta come si chiama? Niente, è un semplice risotto con salsicce e poi lo coloriamo con un po' di zafferano. Ok. Niente di che di particolare. Vabbè, insomma, vederti ai fornelli è già qualcosa di massimo particolare. che io possa fare. Bene, allora, intanto facciamo sciogliere il Sì, burro. facciamo sciogliere il fuoco il burro. com'è? Abbastanza Il lento fuoco, oppure vivace? vabbè, è il fornello che è un po' grande, però lo mettiamo basso per adesso, ok? Madonna, e tiene Insomma, non sempre, devi, e tiene diciamo- sempre che dice, mamma mia. E allora, l'aglio. Allora, ti serve l'aglio. Sì. Il Vediamo. tempo che si scioglie il burro e facciamo... Rosy, l'aglio dov'è? Mi facciamo raggiungi un attimo? Facciamo rosolare un po' d'aglio. Sì, un attimo te lo faccio via da Rosy. Io di solito canto quando cucino. Sì, e questa volta facciamo Mi canti un'eccezione. sempre, Stefano. Questa volta facciamo un'eccezione. Non vuoi che canti? Io adoro quando tu, cioè io penso sono una tua fan, quindi Lo so. figurati.
però hai capito, non vorrei distogliermi dal fattore cucina. Addirittura ti faccio questo effetto quando canto? Natale, il burro, quindi bisogna aggiungerci l'aglio? Sì, adesso mettiamo 2 spicchi d'aglio, Sì. buttiamoli dentro, lo facciamo rosolare. Dopo che l'aglio Hai bisogno di un... si è rosolato, Non lo so. Ti serve? lo tiriamo fuori, lo buttiamo. Ok. L'aglio dopo perché Ah, ecco, quindi certo, lo facciamo solo intero per prendere prenderne il sapore. Il sapore dell'aglio. Quindi il tempo che diventa biondo. Sì, certo. Biondiccio. Quante volte hai cucinato in vita tua più o meno? Io in casa mia diciamo che di tanto in tanto quando ci sto a casa mi piace cucinare, non so, qualche piatto particolare a base di mare, tipo spaghetti alle frutte di mare, spaghetti a vongole, un risotto alla marinara, qualche pacchero con la pescatrice. Caspita, allora sei messo bene a livello però io volevo fare il risotto alla marinara, ma la produzione ha detto che portavo troppe spese. Ah, bene, sono contenta. L'importante è che tu voglia fare il Diciamo riso. che è un piatto più economico questo. Senti, poi, Però se mi riesce bene è buonissimo. però insomma, Sì. se ti riesce bene, pure bene. Sì, Se mi riesce bene. Se ti riesce bene, Ma e non c'è non vediamo l'ora di provare anche galletta io ai metto cornelli. sempre il condizionale in tutto. Eh sì, perché effettivamente Anche in quello che credo di saper fare bene. Metto nulla è certo. Quindi metto anche quando si sempre parla di canzoni. Sicuramente, la prima cosa. Ma Metto sempre il tu condizionale. come sei? Sei un tipo che insomma crede molto in se stesso oppure... No, credo in me stesso perché guai se non credi il primo tu in te stesso, no? Se non credi neanche in te stesso, come vuoi che creda la gente? Però moderatamente, insomma, non Moderatamente, non esagero. con molta parsimonia, con molta tranquillità. Cerco di lasciare sempre spazio alla voce del popolo per dire se le cose mie Che sono finora insomma gradite. ti dà più che ragione. Senti Natale, intanto raccontiamo alle persone da casa se devono adoperarsi come stiamo facendo noi o se intanto per velocizzare potrebbe esserci anche la possibilità di fare altro contestualmente. No, perché io dicevo poco fa, lo faccio in maniera molto maccheronica, perché andrebbe rosolato a parte, poi allungare il brodo, insomma, e visto che non abbiamo tutto questo tempo Ok. a disposizione, lo faccio come Nella versione easy. lo faccio a casa. Nella versione easy. Che mi fa stare a perdere tempo. Poi mia moglie E si pure- lamenta. pure ci piace Poi mia il bruciare. moglie si lamenta. Stai sporcando troppe pentole, stai sporcando troppe cose. E vabbè, uno faccio proprio. Sei un guai ai fornelli a sporcare. Allora, Senti, ma io l'aglio ho si è rosolato, sentito- mi date una forchetta cortesemente? Una Certo, forchetta? io ho possiamo sentito buttare? che gli uomini quando sono bravi ai fornelli sono come le donne quando sono brave al volante, cioè è un caso raro, però se succede sono più forti del sesso opposto. Ok. Beh, tu Buttiamo a mezza strada oppure tu le salsicce, le sei facciamo tra quelli che sono proprio forti? fuoco basso. Niente, non rispondo. Ok. Natà, Non è che no. volevo inserire un pezzo tuo perché comunque siamo senza musica, mi sto Sì. un po' appallando perché sennò parliamo sempre e non ascoltiamo canzoni. Sì? Ma tipo se metto quella con Giovanni, con tuo figlio? Ah, Due voci. 2 cuori e 4 mani. Che dici? Facciamo partirci? Due cuori e 4 mani, 2 voci o pianoforte, cada volta piano piano, renda passione mia. La musica mi piace immaginare, di cantare, di sognare tutta la vita mia. Sì, la canzone che fa innamorare, perché non innamorare dalla cantare, la voce che soffre ancora, le storie perdute. La musica non dice mai bugie, le verità si sentono, in questo somiglio a te, sincero e pulito. 2 cuori e 4 mani, soltanto
quando noi scetate è nato squillo e gelosia per innamorata mia. Sì, la canzone che fa innamorare perché non innamorata alla cantare la voce che soffre ancora le storie fornute. La musica non dice mai bugie, le verità si sentono, in questo somiglio a te, sincero e pulito. Un milione innamorate, casa passano abbracciate, vanno a morire in la macchina cantando insieme a me. È incredibile pensare che ti portano nel cuore e che indossano un vestito rosso come una tua canzone. Succede la musica, succede la musica. La musica non dice mai bugie, le verità si sentono, in questo somiglio a te, sincero e pulito. Sì, la canzone che fa innamorare perché non innamorata alla cantare la voce che soffre ancora le storie fornute. A me è piaciuta tantissimo la canzone con tuo figlio, ma è stata una scelta abbastanza difficile fuori. secondo me, no? Eppure perché tutti davano per scontato che succedesse, invece non sempre è così. Per me cantare con mio figlio è un'emozione Particolare, grande, immagino. grande veramente. Vuoi che te lo regga io intanto? Sì, grazie. Ok, mi dicevi quindi sta decisione come è nata? È perché Giovanni è l'unico dei miei 3 figli. Che canta? Io ho la ragazza più grande, la femminuccia, e poi ho 2 maschi. Lui è il più piccolo ed è l'unico che ha preso questa, Tua a cui vocazione sono del riuscito a canto. trasmettere un po' di vocalità. Ah. Non la passione, perché la passione per la musica ce l'hanno tutti. La vocalità è l'unico. E quindi quando si è deciso di fare sto disco? Quando aveva 12 anni ha iniziato a studiare un po' di canto, di solfeggio cantato e insomma ancora non c'era in testa sta cosa di fare L'obiettivo di cantare di fare. a livello professionale. Però man mano che cresceva mi accorgevo che il Te lo colore poggio sul tavolo? Sì, sì, Ok. E dicevi? un mestolo mi serve. Ok, Grazie. prego. Aggiungiamo acqua, ci vorrebbe un goccino di vino bianco che mi sono dimenticato sinceramente. Ce l'ho io, tranquillo. Sì? Allora, il vino bianco, eccolo qua. Soltanto che devi darmi una mano perché non so brava ad aprire. Ma l'avrei dovuto mettere prima, non fa niente, non fa niente. Ok, allora lo Facciamo senza vino beviamo, bianco. lo beviamo in tavola. Non Lo fa lascio lì perché devo ancora mettere la tovaglia. Aggiungiamo Senti, poi la decisione invece di cantare insieme? la decisione di cantare insieme, l'abbiamo presa insieme. Belle. Perché non è una cosa che io ho imposto. È stato Era più un desiderio È stato- tuo o di tuo figlio? di tutti e due. Ah, Perché lui dice papà, il primo lavoro discografico, perché mi porti bene devi cantare con me. senti, ma Vedo qui fuori. che cosa facciamo? Qui adesso mi serve il dado, mi servono 2 dadi. Sì. Basta così. Allora, tieni. Sì? Dice devi cantare con me. Te lo apro io l'altro. E così è nato sto pezzo, 2 voci, mi è sembrato Che Napoli comunque l'ha accettata Mi è molto sembrato bene. molto delicato, molto Anche il testo è per stato... le nostre... È stato mirato? Sì, molto per le nostre corde. E poi non è uno di quei soliti brani da padre e figlio un po', sai, patetici che... No, anzi. Senti, Una cosa invece dischi molto tuoi... Un disco tu lo stai preparando già oppure... Il mio lavoro discografico
Ci sto appena pensando, ancora non abbiamo proprio nulla. Ah, Sì, e sto pensando di farlo. ci saranno nuove cose, non lo so. Hai voglia di cambiare oppure... Ma io penso che cambiare, bisogna sempre cambiare qualcosina, ma non mai, Non snaturare oppure mai rivoluzionare troppo. radicalmente. Io penso che mi taglierò un dito con questo Vuoi coltello. che ti dia una mano? Vai, te lo reggo io. Ok. Ecco fatto. Ok. Senti, facciamo una cosa. Sì. Ascoltiamo una tua canzone. Vuoi che vada a ritroso oppure mettiamo qualcosa tipo Amore amore solo con me? No, presente. Ok, allora solo con me? Solo con me, solo con Ok. me. Buttiamo il riso. Anche la fantasia non serve a niente se te ne vai, non ci sei quando ho bisogno di te. Tutte carezze d'ogni, le notti tornano a me toccare, e vasi su bugie che non mi fanno più respirare. Tu lo sai, ti vorrei solo mia, solo con me si facesse amore, solo con me senza nata storia, solo con te mi spartesse bene, ma perché tu non puoi credere, solo con me si facesse amore, solo con me lo sentisse bene, solo con me fosse più femmina, tu sia più bella parola che rinde canzone volesse allucare, ma stai con me troppo poco perché c'è sta nata che non se ne va, solo con me ti voglio spartare. Vederti andare via mi fa morire di gelosia, non lo fa, stasera non me la sa, fammi dormire con te, voglio fare amore senza sapere che per averti mia devo aspettare che se ne va. Resta qua che per me sei poesia, solo con me si facesse amore, solo con me senza nata storia, solo con te mi spartesse bene, ma perché tu non puoi credere, solo con me si facesse amore, solo con me lo sentisse bene, solo con me fosse più femmina, tu sia più bella parola che rinde canzone volesse allucare, ma stai con me troppo poco perché c'è sta nata che non se ne va, solo con me ti voglio spartare. Natale, senti, una cosa che non abbiamo mai detto e approfittiamo per farlo alla TV in questo pranzetto delizioso. Sì. Ma possibile che bevi una Sicilia in Portomano con nulla, una cassatina? Io spero che dopo, quando finiranno tutte queste... Non può sentire proprio. I cannoli, no, la ricotta si facita.
dalla Sicilia Dico perché con comunità, per portarla fino a Napoli, se lo piace la ricotta, ne so. Eppure perché ci vogliono mesi per arrivare da Sicilia a Napoli, ci vogliono dei mesi sano. No, ma io stavo dicendo invece, Sì, che ci sarà un voto, la produzione darà un voto a... ci sarà un voto. a E tutti sì, un voi. voto è come chi che ci stavamo addormentando. Penso che proprio in escalation. Vediamo chi vincerà questa Vediamo gara vediamo come sei messa ai fornelli, perché ti conosciamo di soltanto cuoco. nel di cuoco. cantato. Ci siamo, Siamo quasi. Sta Senti, cuocendo, ma sta cuocendo. che pensi comincio a mettere Ora, la tavola? gli ultimi 5 minuti buttiamo anche di nuovo le salsicce e facciamo È amalgamare. presto per mettere la tavola? Posso cominciare? No, puoi cominciare a mettere la Posso tavola, non ti cominciare? preoccupare. Rosy, dove sta la tovaglia? Ma Rosy se la fa alla larga, Rosy? Rosy è impegnata sul divano. Ah sì? Sì. È che a lei piace molto la TV e piace molto anche tu, a dire il vero, non sono l'unica ad essere tua fan, però Meno c'è qualcosa che male. c'è qualcosa che forse la trattiene maggiormente. La cosa mi consola, almeno. La cosa mi consola perché sicuramente non c'è paragone. Una ragione validissima per continuare a fare sti viaggi dalla Sicilia a Napoli e viceversa. Senti, penso che si può buttare. Sì? Nel senso che è venuto uno schifo. È venuto uno schifo. In questo senso. No, si può buttare. Si possono buttare le salsicce dentro. Vediamo un po'. Sì, credo che sì. Si può buttare. Posso apparecchiare qualcosa di bellino e carino per te? Sì, vediamo. Una cena a lume di candela? Sì, per una serata più romantica. Più romantica. E basta, poi dopo ci mangiamo. Basta, perché quello che tipo dopo non c'è che loro. Appunto, poi mangiamo il Perché risotto. questa registrazione andrà poi anche sul satellite, arriverà in Sicilia. No, ma pure a Napoli si vede Natale. Ah, pure a Napoli? Sì, ringraziando a Dio. Prima a Napoli. Quindi, Sì, scherziamo. ma tu come lo mangi il riso con la forchetta o con... Ironizziamo sempre. Beh, Il ovvio. risotto si mangia, secondo me, con la forchetta. Con la forchetta? Bene, allora avevo scelto bene. La forchetta e il coltello, se no poi Natale ci mormolea perché è rompiscatole Natale. Io penso che la produzione non ha mai assaggiato un risotto con le salsicce fatto così. Io penso la combatto proprio Madonna mai. mia, Ma mai proprio. mamma mia. Ma non è che ti frusci formato famiglia? Perché adesso voi vedrete a telecamere spente cosa succede con questo risotto, no? Tipo i film Miseria e Nobiltà. Lo mettiamo al centro tavola e sai che E succede? poi si Bravo, avventano tutti quanti sul piatto. Sì. Senti, lo metto il vino bianco in tavola oppure preferisci il rosso? Ci vorrebbe un po' di rosso. Rosso? Risotto le salsicce ci vuole un po' di rosso. Ok, dovrei già averne. Eccolo qua. Già aperto? No, devi farlo tu. Vabbè, poi ci pensa il cameraman ad aprirlo che già se ne ha fatto 1 litro. Poi si farà pure questo. Infatti credo che tipo sta ripresa sarà così. No, ma ci pensa lui. Hai bisogno di qualcos'altro? No, perché il prezzemolo c'è qua. Mi serve il prezzemolo, però lo dovresti tagliare. Ok. Grazie. Fai qualcosa. Grazie, se fate fare Dammi qualcosa. una mano. Pure ma no, in verità tu li va a fare tu. Dove sta Come? il tagliere? Vediamo. Ci siamo quasi. C'ho pure lo zafferano qui e il formaggio te li poggio qui. Va bene? Ci siamo, dai. Come diceva il grande maestro Merola, a da pappuliana a pollo. Mamma mia. A da pappuliana. Ho detto giusto? Molto, molto Sai, bene. io, essendo Ci mi è siciliano, rimasto tutto quanto contento. essendo siciliano, queste parole un po' della vecchia guardia. Senti, come lo faccio A più volte le piccolino? dimentico. Il prezzemolo si deve tagliare piccolissimo. Secondo me, poi fai tu. Stefano, ma tu sei bravo a cucinare? No, io sono brava soltanto a fare i dolci. A fare dolci? A fare i dolci, perché poi è la cosa che preferisco Ma io. il dolce come quello che mi hai fatto quella volta che sono venuto No, quello proprio. no, quello era troppo buono, però era un pandoro già Era troppo fatto. buono, l'hai mangiato tutto tu, te lo sei mangiato. Sì, Stefano. questo è vero, però Non c'era no, troppo buono. quello era un pandoro, era già un pandoro fatto, soltanto che io l'ho fatto a forma di albero di Era Natale. un pandoro coloratissimo. A forma tua l'ho fatto.
A forma di albero di Natale, a forma di albero di Natale. Cioè sì, mi tenga a forma dell'albero di Natale. Ah, boh, che se le dici tu, che da già dici? No, dico, Se ti senti, che da già dici? capisco che ho preso qualche chiletto, ma tu mi butti proprio giù. Ma tu sei come me, sei di ossatura grande, giustifichiamoci così. Ne capite, questo è un classico, dice. Ma come no, vabbè, devi perché sono sapere che ossatura grande. La mia, sin da piccolo, è stata una guerra col cibo, sempre. Ma a te che ti piace di più, il dolce o A il me mi salato? piace tutto cose, Stefania. Ah, buono. Tutto. Io mi ricordo che tu sei una buona forchetta. Io faccio prima a dirti cosa non mangio. Allora io proprio A tavola che ti piace di più? della serie che proprio schifo due cose, ma proprio le schifo in tutti i sensi. Bello anche l'eufemismo, complimenti, Sì. dicevi? Grazie, beh, ma la Figurati. gente. Ah, sono rimasto Cioè, quando è contento. una cosa che a te non piace, che ti fa proprio senso quando la vedi, no? Sì, ce n'è una a me. Allora a me non mi piace la zucca. La zucca la odio proprio. La odio. Con Che tutto cuore. peccato, io ero convinta di fartene una poi. Non mi piace la zucca. Volevo fare il risotto con la zucca, ma non è stato No, così. no, no. Invece è buono. E il capitone. Il capitone manco? No, non mi Eppure piace. che paradosso, è che lo mangi a Natale. Lo so, ma a me non piace. Vabbè, Luigi ride perché dice, ma fa mezzo Mi riscordo dà una questa brutta- battuta. mi dà una brutta sensazione. Oppure per solidarietà ridiamo. Poi del resto mangio tutto, di tutto e di più. Ok, quindi Ok, possiamo spegnere, dobbiamo spegniamo. aggiungere alcuni elementi, poi possiamo pure impiattare, no? Spegniamo e allora. Che ti serve? Dai. Parmigiano, zafferano e prezzemolo. Allora, E eccolo. pepe nero. Prima lo zafferano. Eccolo. Prima lo zafferano. Ne buttiamo giusto 2 buste. Allora, ci siamo, no? Ci siamo? Allora, siamo. mettiamoci a favore della telecamera così la gente da casa capisce pure meglio la procedura. Benissimo. Allora, zafferano. Eccolo. scappare via, insomma. Metto la proprio che spunto piatta, pentola, perché tu sei un luogo violento. No, Aspetta, no. com'ero fatta? Faccio un... sì. E tremano l'ombra faccio Esatto. Vai, zafferano. Mamma mia. Allora, È zafferano. una tragedia, che io non ho le unghie. Dai, ci penso vero io. proprio. Dallo a me. 1. Ah, lo sta. E bustine senza zafferano, piano là. Eccolo qua. Ah, questo è come il tè. Natale non va bene manco questo. Poi fammelo No, sapere no, perché sto scherzando, io butto dai. via tutto a catamanata No, spesa. è fatta. È nella cartina, hai visto? Ok. Ok. Ma 1. sai che lo zafferano è la cosa più cara al mondo? Infatti perciò lo si vende con tanta parsimonia. Sì? Sì. Allora, Ma veramente? che ti serve più? lo Il so. formaggio. Formaggio. Aspetta. Ecco qua allora. Aggiungiamo una seconda bustina di zafferano. 2. E ci siamo. 2 basta. non E possono poi bastare. Vai col prima parmigiano. formaggio. Vai col Ok. parmigiano, Dimmi butta, tu butta. quanto? Ok. Va bene? O ancora un altro? Vai, butta il parmigiano a volontà. Ok, bello calorico, questo piatto? Eh? Bello calorico. O buono niente. Non buono niente. Bene? Ok, basta così. Poi se qualcuno lo vuole in più se lo aggiunge al piatto. Benissimo. Ok. Prezzemolo? Andiamo? Sì. Ok. Un po' di pepe nero ce l'abbiamo? Certo che sì. Ok. Una spolverata di pepe nero, non guasta mai. In questi piatti. Tu sei per il pepe o per il peperoncino? Io mangio molto piccante, mi piace mangiare piccante. Ma pepe però... o peperoncino? Pepe rosso. Pepe rosso. Sì. Però. No, io dico- ho paura questo qua, perché poi se esagero, No, poco. io sono un po' esagerato. questo non è il caso, diciamo. Non è un piatto da fare piccante questo. Un po' di pepe nero basta. Bene. E adesso possiamo... Stefania, credo che l'opera d'arte è finita. L'opera d'arte in casa dove la È un'opera d'arte proprio, mo ti faccio vedere. Aspetta, voglio liberare il tavolo perché adesso ci sediamo e diamo un sapore a quello che abbiamo visto finora. Guarda, Pure- adesso che lo assaggi, due sono le cose. O mi apprezzerai ancora di più, o butterai pure i miei CD. Stai rischiando tanto, allora? Tantissimo. No, poi io devo essere qua perché la gente Vabbè. da casa in queste vesti non ti ha mai visto, quindi c'è bisogno che io sia proprio obiettiva. Cioè, intanto non so se mi spiego. È venuto proprio azzeccata. Faccelo aprire, sono una casa. Faglielo vedere. Abbiamo calcolato? Questo capite che se a due tempo fornisce a Non con si mezzo vede un risolto. goccio d'acqua. Non si vede un goccio d'acqua.
Quindi azzeccata, male azzeccata. male che va, ti può mettere a favore cuochi, eh? Ma un futuro ce l'ho. Male che vada, sì. Male, Proprio. dovesse mai... Senti, allora, dobbiamo via Casomai, pure... una volta che lascio le retini a mio figlio Giovanni, lo posso mettere pure a fuoco cuoco. Che dici tu? O no? Io penso che tu potrai cantare per chissà quanto altro tempo. Sì? Sì. Ok. Eccoci qua. Siamo pronti per impiattare che non vedo l'ora? Impiattiamo. Yeah. Impiattiamo, Romano. No, io l'ho detto, è anche sicuro, impiattiamo. Impiattiamo. Dai. Un piatto fosse questo qua? Non mi dice niente. A caso metto pasta e fagioli. Il riso si Che ci mette nei stai piatti tenendo? bassi, A me che t'ho fatto invitata, bene, a me ma che t'ho invitata a casa mia a cucinare, che ci stai tenendo? ti devo regalare un bel set di piatti come si deve. Mi raccomando, Te lo regalo io senza offesa. senza offese. Senza offese però. Mi raccomando, però non assai come i fatti che cannule e che cassate, porta solamente un servizio. Ma io l'ho di fatto da- per il tuo bene, perché dopo, ma tanto ti lamenti sempre che tanto giustamente va. tu stai eternamente in dieta. Io. Sta cassata e sti canova che ti porta a fare. Ma io facevo bottega, capivo? Potevi fare capire, parte integrante. Possiamo impiattare allora? Vado, Dai, Io quando impiatto sembro... Masterchef. Sembri più un rigiularo Uah! quando impiatti, lo sai, te l'ho mai detto? Che sembri Uah! più un rigiularo? Ecco qua. Ma tu la sai aprire la bottiglia di sì? Prima mi hai spiegato che ero origiulata, prima cosa. Ah, no. Magari in Sicilia diremmo in un altro modo. Tu stai a Napoli da un Che sacco di tempo e dici chi è sto respira rigiularo? e non dici respira. Ma anche rigiulare ti imparato da tanti Che è anni. sto origiulare? Allora, colui che mette a rigiolo, colui che mette E chi le è mattone, la mattone, se me lo fai finire di, capito? Diciamo mettere a mangiare, facciamo qualcosa di più. Vabbè. Rigiolare, cioè in Sicilia siamo muratori. Muratori. Ognuno dice il suo. Rigiolare, non si più difficile. Qui però è più specifico, perché qui si parla proprio, capito, di colui che mette Vabbè, le ce n'è mattonelle. per tutti. Senti, vabbè, Ce n'è questo però lo posiamo perché dobbiamo sederci e mangiare. Vuoi aprire il vino così facciamo pure un Sai che mi brindisi? ispira? Sì. La vista mi ispira, sì. Dai. Apriamo il vinello Sì, sì. per la gioia del nostro amico camera. Luigi sicuramente metterà poi la cannuccia dentro, senza alzare manco la bottiglia. Se lo fa tutto. Luigi, non ti preoccupare, che te lo lascio un po'. Ah, Ce la fai Natale oppure chiamiamo forze esterne? olè. Olè, Ok. è andata. Non è fatto? Che annata è sto? Annata 1908. Non è proprio da. 1908 vorrebbe. Non si toglie. sta Natale se tu canto la fai, grazie, il tappo non si toglie. Ecco qua, è andata, dai. cosa. Ok. Ok, adesso ci tolgo questo, Avrei scala dovuto togliere prima la carta. la carta. Forse però. richiesta. Infatti. Sai, anche un po' l'imbarazzo di stare davanti alle telecamere. Certo, Sto proprio fatto che credo innanzi a che tu lo abbia fatto per la prima volta. volta. telecamere, non l'hai mai fatto. Accomodati, Io già. che io prendo la mia sediolina, pure perché adesso mangiamo, dopodiché facciamo un Che facciamo? ricapitolando. E mangio sempre così con il computer. Anche sì, se no poi ci sporchiamo. Non mi piace sto fatto. Ah, Perché voglio assaggiarlo, voglio vedere che ti filati fa. no, sto guardando il mio piatto e di solito me ne mangio di più. Adesso facciamo così. C'è stato un mangiamo. amico che ha fatto un naso alla mano, veramente, perché Facciamo il brindisi. una spontanata di parmigiano non la vuoi sopra al piatto? Se No, la gradisci tu, va bene. già ne ho messo abbastanza. Alza il bicchiere. Cin cin. A Natale galletta culinario. Stefano Pizzotto. C'è male? E tutto questo sono astemia, quindi a fine puntata vado via proprio con cucciarina. Ok, allora mangiamo A te l'onore, vai. Prima. e poi ci racchiappiamo tra un po' per ricapitolare la ricetta. Devo dire la verità, cucini come canti Natale, sinceramente ragazzi, mi faccio la portavoce di Chiocciola TV e delle tue fan, perché veramente questo piatto è buonissimo. Anzi, sai che facciamo? Possiamo ricapitolare e far sapere alla gente per rifare a casa questa ricetta più o meno quali sono gli ingredienti. È semplice. Ok, allora ricapitoliamoli con loro. Mettiamo, io lo faccio è tutto dentro. Chiamiamolo così, è tutto dentro. Abbiamo messo il burro, e abbiamo messo l'aglio a rosolare. Una volta rosolato l'aglio si butta fuori, e poi le salsicce le abbiamo fatte rosolare.
e anche l'abbiamo messe a parte. E poi allunghiamo il brodo e buttiamo il riso e man mano si allunga il brodo, man mano che l'acqua si restringe allunghiamo il brodo. Perché deve venire bello appiccicoso? Perché deve azzeccato, come Certo. andiamo, azzeccato. E poi raggiunta la quasi cottura, quando ancora è poco duro, si aggiunge, si rimettono le salsicce, si mette parmigiano, Sì. lo zafferano, Prezzemolo. prezzemolo E e una spolverata di pepe nero. Ed è fatto. Il risultato ci sei piaciuto. Quindi ringraziamo Natale Galletta per essere stato a È stato un Cotto e piacere. Cantato. È stato un piacere. Natale, però no, dico tu sai con me, si caso me non è buono, non ti preoccupare perché tu già lo sai come. Ragazzi, niente, noi ci vediamo alla prossima. Sono un mangione. No, è peccato, tu pure lì a perdere i 5-6 kg. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. La TV che ci ingrassa. Nata, tu l'hai assaggiato? La TV che ci ingrassa. È tutto a posto. Le telecamere. Arrivederci alla prossima puntata da Cotto e Ciao. Cantato, Cotto e Cantato. Sto ad aspettarti ancora, sarebbe bello sabato sera, una cena al lume di candela, per una serata più romantica, e poi finire a far l'amore, ti do la mia parola.